Prima di discutere di assessorati bisogna vincere le elezioni, quindi credo che dovremmo fare tutti un passo alla volta. Dopodiché noi, ottenuto un buon risultato, che sarà quello che otterremo, sapremo che i veneti ci hanno chiesto di occuparci di temi strategici e quindi sicuramente lo faremo. Va cauto con il toto assessori nella prossima giunta regionale il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, un po' per non svelare il retroscena, un po' perché consapevole che il troppo parlare di poltrone rischia di indispettire l'elettorato. Che ci sia già un patto nero su bianco tra il candidato Alberto Stefani e i meloniani sui futuri ruoli a Palazzo Balbi, di fatto però non lo smentisce. Smentisco il fatto che adesso ci si debba occupare di assessorati. Bisogna occuparsi di vincere le elezioni. Chi invece di posti in giunta parla e come è il pari grado di De Carlo in Forza Italia, Flavio Tosi, dalla Cise fa sapere che un solo assessorato per gli azzurri sarebbe, dice, un numero ridicolo per l'effettivo peso del partito, anche se toccasse proprio a lui, dato in pole position per l'incarico chiave di assessore alla sanità, ruolo che ha già rivestito in passato. Tosi capolista in tutte le province, ruolo che invece a Luca Zaia la Lega non ha ancora confermato, come puntualizza il governatore uscente da Venezia. Prendo atto che si vede che prima sparisce la lista civica, la lista Zaia, poi scompare anche il mio nome sul simbolo, prendo atto che sono un problema, dopodiché deciderò cosa fare, sicuramente Stefani ha tutto il mio sostegno, però è pur vero che come si può dire, di necessità faremo virtù. Zaia è un problema per gli alleati o per la stessa Lega? Io penso proprio di no del mio partito, però le posso dire una cosa, non è mai accaduto in un paese che si vieti a una persona utilizzare il proprio nome nella campagna elettorale. Non posso non prendere atto che sembra che il mio nome, anzi il mio cognome, sia un problema per qualcuno, vedremo di farlo diventare reale. Il campo sconnesso, il campo di battaglia non facile è la cosa che mi piace di più. Nel continuo batti e ribatti tra i partiti di Salvini e Meloni, chi rischia di beneficiarne è proprio Forza Italia, espressione di un centro che il leader Tajani continua a ritenere la collocazione più attrattiva per la maggioranza dell'elettorato veneto. Questa è una regione dove la posizione moderata ha sempre prevalso, quindi credo che per la forza politica che rappresenta i moderati e sta crescendo, raccogliendo sempre i moderati, nel momento non c'è più il centro-sinistra ma c'è solo la sinistra, credo che dovrà Forza Italia svolgere un ruolo veramente determinante per la crescita ulteriore di questa bellissima regione che si chiama Veneto.